La Cecchina di Niccolò Piccini, commedia in 3 atti di Carlo Goldoni, è la prossima opera che propone l'Ente Concerti Maria Elisa De Carolis. Abbiamo chiesto innanzitutto come si cala questa realtà del 1700 nella nuova, quella del nuovo millennio, ad Antonello Mattone, che è il vicepresidente dell'Ente Concerti Maria Elisa De Carolis, ma anche un professore docente di storia. Ma si cala perché è un'opera, diciamo, una semicommedia. Nel senso che c'è questa Cecchina che è una ragazza povera, che è un po' angariata dai nobili, e è nel tempo stesso una commedia, ma anche con delle punte patetiche. E questa sarà praticamente il capostipite di tutta una tradizione melodrammatica che va sino ai drammi di Mozart o dalla Nina di Paisiello e addirittura alle opere di Rossini, ad esempio la Cenerentola, o a quelle di Donizetti, l'Elisir d'amore e Don Pasquale. Professor Antonello Mattone è anche il vicepresidente dell'Ente Concerti Maria Elisa De Carolis, ma è anche un docente di storia. Ecco, innanzitutto perché avete scelto questa opera per portarla qui all'interno del cartellone dell'Ente Concerti? Dunque, questa è un'opera che nel Settecento ha avuto un grandissimo successo. È tratta dalla Pamela di Richardson, che il pubblico conosce perché è stata la traccia del famoso serial televisivo Elisa del Rivombrosa. E quindi in quegli anni c'era la moda di vestirsi alla cecchina, di atteggiarsi alla cecchina, di sospirare alla cecchina. Col tempo, diciamo, c'è stata forse una minore attenzione verso questo testo, anche per alcune difficoltà esecutive. Teniamo presente che questo è un libretto di Carlo Goldoni, quindi anche un'opera abbastanza viva, sia teatralmente che musicalmente. Abbiamo detto è un'opera di Carlo Goldoni, però non è molto conosciuta come opera. Fatto sta che è la prima volta che arriva in Sardegna. Sì, è la prima esecuzione a Sassari, la prima esecuzione in Sardegna. Questo è un allestimento che noi abbiamo preso dal Teatro La Fenice di Venezia, è un'opera che ha avuto un buon successo in quel teatro e quindi penso che in qualche modo il pubblico possa essere soddisfatto di questa nostra scelta. Di questo fior si bello che il tuo labbro e il tuo cor vanta così e scesi a dir questa canzone ogni amatore il proprio cuore il fior d'amore cantando Tra qualche ora inizierà il nuovo spettacolo curato nell'allestimento dal regista Francesco Bellotto, che abbiamo sentito. È un allestimento del Teatro La Fenice di Venezia, nato come laboratorio per i giovani. Abbiamo deciso di occuparci di quest'opera nell'anno goldoniano e ci siamo applicati appunto a questo testo
straordinario, nasce veramente come un testo da commedia poi trasportato nel mondo della lirica, ed è l'adattamento di un famosissimo romanzo epistolare inglese di Richardson, Pamela, e racconta appunto le vicissitudini di questa giovane, umile ragazza che viene a trovarsi nella stranissima condizione di innamorarsi del padron di casa ed esserne anche ricambiata e segretamente sposata. E quindi è questo adattamento operistico in particolare, stiamo parlando della musicazione di Piccini del 1760 su testo di Goldoni, come dicevo, è stato molto importante per la storia del melodramma, perché ha rappresentato uno dei primi veri casi di successo di repertorio dell'opera lirica, per cui dopo la prima andata in scena è stato replicato numerosissime volte un po' in tutti i teatri più importanti d'Europa, del mondo civilizzato di allora. Il fatto è che oggi, forse, nel 2009, abbiamo un po' perso la sensibilità, cioè non riusciamo più a capire esattamente perché questo testo era così importante e aveva avuto questo grande successo appunto nel Settecento. Gli ingredienti erano molti. La storia di questa ragazza umile era il secolo dei lumi, era il secolo delle grandi promozioni sociali, per cui questa nuova classe, questa borghesia di gente nata umile che diventava magari ricchissima e importantissima. Un po' Cecchina rappresenta questo, un po' il Barbieri di Siviglia, diciamo, al femminile. Per cui quest'idea della promozione degli umili, del rispetto di alcuni valori fondamentali, dell'amore naturale. E questo era un tema evidentemente molto forte, molto sentito, e attraverso la musicazione di Piccini, io reputo quest'opera dal punto di vista musicale un capolavoro assoluto, assume una dimensione, una potenza patetica che era assolutamente inedita, diciamo, per quel tempo. Il progetto, come fare capire che la Cecchina in realtà parla di valori assolutamente ancora attuali e assolutamente ancora contemporanei in qualche modo. Ho voluto isolare appunto questo testo di Goldoni, questo libretto molto vivo, molto moderno, dal suo contesto e spogliarlo, diciamo, dalla cornice settecentesca, proprio per portare in maggiore evidenza questa caratteristica sentimentale. Per cui siamo arrivati all'ultima generazione, diciamo, in cui questi rapporti, quindi un marchese che si innamora di una serva, quindi una casa in cui esistevano ancora delle gerarchie, il marchese, la marchesa, il cavaliere promesso sposo, il mondo dei servitori. E mi è sembrato che dal punto di vista figurativo l'ultimo mondo a noi noto figurativamente di questo tipo di società era il mondo all'incirca prima della Seconda Guerra Mondiale, fino agli anni 20, agli anni 30. Quindi l'epoca del cinema muto. E partendo da questa suggestione visiva ho tradotto, diciamo così, il libretto senza alterare assolutamente nulla, questo ci tengo, cioè il testo è assolutamente conservato nelle sue caratteristiche principali, se non qualche sveltimento, diciamo, però il libretto è assolutamente rispettato, ispirato appunto a questo mondo del cinema muto. Non a caso il marchese gira per l'opera, per gli ambienti, con una macchina da presa. Non a caso ad un certo punto vedremo entrare in campo, proiettati addirittura Charlie Chaplin, che si vede pochissimo, e Buster Keaton e soprattutto Harold Lloyd. Questo è il progetto. Per le musiche invece? Dunque, le musiche, diciamo, sono eseguite in modo assolutamente tradizionale, si tratta di un'opera comica, per cui ci sono i recitativi che sono recitativi secchi, sostituiscono, diciamo, quelli che sarebbero i dialoghi in una commedia musicale, ma con ritmo, con brio, soprattutto con una operazione di lettura molto intelligente ed efficace del maestro Benigni. Con la scenografia della Cecchina, ossia La Buona Figliola, vi lasciamo a queste immagini dell'opera qui al Teatro Verdi di Sassari. Alla prossima puntata.